Referendum sulla giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. A Bassano si è costituito il Comitato del No per difendere giustizia, Costituzione e democrazia. Non è una campagna squisitamente politica contro il governo, è una campagna che riteniamo sia doverosa proprio per salvaguardare l'autonomia di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, che è quello della magistratura. Riteniamo che sia una riforma inutile, nel migliore dei casi dannosa, perché andrà a indebolire uno dei poteri dello Stato, suddividendo in due parti, il Consiglio Superiore della Magistratura, senza nessuna ricaduta positiva nella quotidianità della giustizia per i cittadini, per i tempi della giustizia, per l'equità delle decisioni. In questo momento il Consiglio Superiore della Magistratura, che è unico e svolge anche in una sezione le funzioni disciplinari, costa all'incirca 40 milioni di euro all'anno, quindi ogni 4 anni fate voi il vostro conto. Verrà duplicato il Consiglio Superiore della Magistratura, il che significherà uffici, personale, significherà anche avere naturalmente tutti gli allestimenti, i mobili, i computer, tutto quello che ne viene, e in più verrà creato un nuovo organismo che è l'Alta Corte Disciplinare con tutti i costi relativi, quindi sarà un aumento di costi enormi che avrebbero potuto essere pensati invece per essere investiti nella giustizia, quella della quotidianità, quindi nel personale che lavora nei tribunali, nelle corti d'appello, in tutte le strutture che mandano davvero avanti la giustizia.